Ancora buongiorno e ben trovati in diretta su Telefriuli per un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con la critica e l'attacco del sindaco di Udine Pietro Fontanini verso la nuova riforma degli EDR, gli enti di decentramento regionale, e Fontanini critica anche l'operato dei consiglieri regionali friulani. Sentiamo. Dopo il malcontento per la campagna Io sono FVG e l'attacco per il processo di defriulianizzazione in corso, il sindaco di Udine, Fontanini, lancia l'ennesima stoccata. Questa volta lo fa durante la trasmissione di Telefriuli Screenshot, nel mirino la riforma degli EDR, gli enti di decentramento regionale, che dovrebbero, nelle intenzioni della giunta Federica, sostituire le vecchie province. Una riforma pasticciata, secondo il primo cittadino del capoluogo friulano, che sostiene invece il modello Trentino-Alto Adige, 2 territori in un'unica regione con capoluoghi separati. Questa riforma dell'EDR la soddisfa o è una riforma a metà? È una riforma a metà perché gli EDR sono in pratica delle agenzie regionali che portano avanti alcuni settori come l'edilizia scolastica, come le ex strade provinciali. Però ci vuole un ente che riunisca, che faccia sintesi di tutto e che, ripeto, rappresenti un territorio, soprattutto una popolazione che è tra le più numerose della regione. Fontanini non risparmia nessuno, nemmeno i consiglieri regionali, rei, a suo parere, di guardare troppo ai propri interessi territoriali invece di difendere il ruolo della provincia di Udine. Senz'altro i parlamentari dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo, la stessa cosa dico anche ai consiglieri regionali, quali sono in maggioranza espressione del territorio friulano, però si interessano così di piccole realtà, uno si interessa di Gemona, uno di Tolmezzo, uno di Latisana, uno di Pasian di Prato e perdono quella che è la visione un po' complessiva di un'area vasta che è la vecchia provincia di Udine e che è il tessuto economico importantissimo per un territorio che in questi anni ha subito gravi lesioni. Al campo nomadi di Udine, terzo rogo in 4 mesi, si arrabbiano i residenti e l'assessore Ciani. Nuovo incendio nella notte al campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine. Una nube tossica ha avvolto verso le 22:30 di ieri Paderno e Beivars. L'esalazione del forte odore di plastica bruciata in breve tempo è penetrata nelle case dei 2 quartieri. Dopo l'allarme sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha spento l'incendio e ha appurato come le fiamme avessero bruciato un gran numero di pneumatici e copertoni. Si tratta del secondo rogo appiccato in una settimana. Un episodio non isolato e che più persone interpretano come un messaggio alla giunta comunale che a inizio settimana ha fatto reinstallare il manometro per la riduzione dello spreco di acqua potabile e la telecamera di sorveglianza manomessi a inizio giugno. I residenti sono ormai esasperati. Adesso basta, ha sbottato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, stanco delle minacce e dei roghi. Ciani ha anticipato a Telefriuli che sta valutando un intervento specifico. È di Trieste, a 47 anni, l'uomo arrestato dalla polizia postale alla fine di un'indagine internazionale della Procura di Roma ha ricattato più di 200 aziende e supermercati, minacciando di avvelenare cibo e acqua se non avesse ricevuto un riscatto in criptovalute. Sono più di 200 le aziende, i supermercati e le linee di produzione finite nel mirino di un 47enne triestino, arrestato al termine di una maxi indagine della Procura di Roma su tutto il territorio europeo. Sempre lo stesso il modus operandi. L'uomo inviava una mail anonima e irrintracciabile alla vittima, promettendo di avvelenare l'acqua o il cibo prodotto dall'azienda nel mirino a meno che non ricevesse una somma in criptovalute. Allegava alla mail anche dei video in cui mostrava come avrebbe avvelenato il prodotto. La minaccia prevedeva anche la divulgazione della notizia con la promessa di creare un ulteriore danno di immagine ed economico alla vittima. Minacce in realtà vuote, perché secondo gli inquirenti mai avrebbe messo in atto le sue promesse né avrebbe mai avvelenato alcun prodotto. In quasi un anno il 47enne arrestato dalla polizia postale aveva minacciato aziende in mezza Europa, dalla Germania alla Spagna, passando per Francia, Austria e Svizzera. Nella casa dell'uomo, che già era affidato ai servizi sociali per una condanna precedente, sono stati trovati gli stessi materiali che comparivano nei video amatoriali allegati alle minacce. Affidamento che è subito stato revocato e il 47enne è stato riportato in carcere.
È stato dichiarato inammissibile il ricorso di Giosuè Ruotolo in Cassazione. Il 32enne originario di Avellino è stato condannato all'ergastolo sia in primo che in secondo grado, pena confermata dalla Cassazione per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza avvenuto all'esterno del Palasport di Pordenone la sera del 15 marzo 2015. Il suo legale, l'avvocato Danilo Iacobacci, ha presentato il ricorso straordinario in Cassazione per la revoca della sentenza di terzo grado, in particolare puntando su alcuni elementi indiziari che sarebbero stati smentiti da prove, ma poco fa è arrivata la decisione definitiva della Suprema Corte. Un furto e 2 rapine a Udine e Lignano, malmenando alcuni minorenni per rubare uno scooter. 2 ragazzini stranieri sono stati individuati dai carabinieri e posti in comunità. L'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Udine e i Carabinieri di Udine e della stazione di Lignano Sabbiadoro nel mese di maggio hanno svolto un'attività di indagine nei confronti di alcuni minorenni ritenuti responsabili di 2 rapine, un furto e un episodio di lesioni personali nei confronti di altri coetanei avvenuti rispettivamente nel capoluogo friulano e a Lignano. Le azioni criminose si sono verificate tra la fine di aprile e il mese di maggio scorso e hanno visto quali protagonisti 2 giovanissimi minorenni stranieri di 14 e 15 anni che con la complicità di altri coetanei allo stato non identificati hanno dato vita ad episodi di violenza nei confronti della vittima designata. Alla fine di aprile, nel capoluogo friulano, all'interno dell'autostazione delle Corriere, la vittima, un giovane 18enne, dopo essere stato derubato del tabacco appena acquistato, ha inseguito il ladro, il quale si era unito ad altri 4 ragazzi, allo stato non ancora identificati, che alle sue rimostranze lo avevano aggredito e pesantemente minacciato. A metà maggio, a Udine, la vittima 17enne, dopo aver percorso su un autobus di linea al centro urbano, ha incontrato i suoi aggressori, i quali, per futili motivi, fraintendendo un saluto amichevole assieme ad altri soggetti non identificati, lo hanno aggredito alle spalle per poi malmenarlo con pugni anche alla testa, sottraendogli dalla tasca lo smartphone e poi allontanandosi. I 2 ragazzi sono stati collocati in comunità questa mattina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restano gravi le condizioni del 20enne che è stato accoltellato martedì sera a Porcia. Intanto il questore Carocci ha garantito maggiori controlli già a partire da questa sera. Restano gravi ma stabili le condizioni del 19enne aggredito ed accoltellato martedì sera nel sottopassaggio ferroviario di Via Dante a Porcia. Ha un polmone perforato ed ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Pordenone. Sul fronte delle indagini, intanto, la squadra mobile della Polizia di Stato sta cercando di ricostruire la vicenda, mettendo insieme tutti gli elementi raccolti. Stiamo ancora indagando per capire un attimo il movente di tutto quanto, cioè chi ha aggredito chi e per quale motivo. Perché insomma l'ipotesi della rapina si convince fino a un certo punto, adesso vedremo. Il questore di Pordenone ha assicurato che già a partire da questa sera saranno intensificati i controlli a Porcia. Adesso vediamo di intensificare la vigilanza anche a Porcia, ho visto anche il grido di addolore del sindaco, ora aumenteremo la vigilanza da subito, faremo dei giri più frequenti anche nella zona di Porcia, dell'immediata periferia di Pordenone, senz'altro. A Pordenone cresce il numero di persone senza un tetto, tra uomini e donne sono circa 300 coloro che versano in una situazione di forte difficoltà, lo dice il rapporto della Caritas che è stato presentato poco fa. La crisi galoppa e di conseguenza cresce il numero delle persone che senza un lavoro si trovano nella condizione di non potersi più permettere una casa. Il numero parziale è impressionante, sono quasi 300 gli uomini e le donne che a Pordenone vivono in condizioni di assoluta povertà, tanto da doversi arrangiare per dormire come possono. Un centinaio quelle che si sono trovate nella condizione di dover dormire almeno una notte all'aperto senza alcun riparo. Le altre invece hanno avuto l'opportunità di essere ospitate da chi in città si occupa dell'assistenza momentanea di chi si trova in condizioni di profondo disagio, tra queste la Caritas. Migranti di passaggio a parte, nel report figurano una 50ina di italiani, di cui una 20ina del territorio, persone che hanno perso la casa per varie ragioni, a cominciare dal fatto che non sono riuscite più a pagare l'affitto perché si sono trovate senza un lavoro. Tra questi però anche chi non vuole avere un tetto sulla testa e preferisce vivere all'esterno senza vincoli. Bivacchi sono stati trovati al Bronx e nell'area dell'ex Amman. Se i senza tetto sono un fenomeno preoccupante, spaventano le condizioni in cui sono costretti a vivere numerosi anziani. La Fondazione Gimbe nel suo bollettino settimanale segnala come in regione i nuovi casi di Covid siano nuovamente in salita. 1613 nuovi casi nell'ultima settimana di maggio, 1634 casi nella prima di giugno. È di lievissimo aumento il bilancio dei nuovi positivi in Friuli Venezia Giulia secondo la Fondazione Gimbe, che segnala una crescita dell'1,6%.
Un trend che trova conferme in diverse province italiane, 22 su tutto il territorio nazionale, ma la nostra regione è quella in cui la crescita, pur così limitata, è più accentuata. Restano ampiamente sotto la soglia di pericolo le ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva che nelle aree mediche, dati anche al di sotto della media nazionale. È metà della media nazionale invece la percentuale dei vaccinati con quarta dose, 36,2% contro il 17% friulano. Sotto media anche i numeri delle vaccinazioni per i bambini tra gli 0 e i 5 anni e tra i 5 e gli 11 anni. È cominciata alle 10 la seconda conferenza dei servizi sul PAR della Kronospan, la multinazionale austriaca che vuole ampliare la propria presenza nella zona industriale di San Vito al Tagliamento. Annunciata battaglia sui numeri emersi da 2 diversi studi sull'inquinamento che l'azienda con un nuovo impianto andrebbe a produrre. Si decide oggi in buona parte il futuro della Kronospan, la multinazionale che ha presentato la richiesta per potersi ampliare nella zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento e realizzare pannelli trucciolari da legno riciclato. Alle 10 in via telematica è iniziata la seconda conferenza dei servizi sul PAUR, il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Il sindaco Alberto Bernabé è arrivato a questo appuntamento forte dei risultati dello studio epidemiologico commissionato dal comune di San Vito a 2 medici, Matteo Renzi e Francesco Forastiere, anche se da azienda sanitaria e regione sono già arrivati pareri positivi all'ampliamento di Kronospan. Nelle loro conclusioni si evince che esiste un rischio incrementale non trascurabile in relazione agli scenari emissivi prodotti dall'impianto della multinazionale. L'area inoltre ha già un carico di patologia e mortalità prematura dovuta all'inquinamento di fondo che va fortemente ridotta e non sopporta ulteriori carichi inquinanti. Per contro, Diego Serraino, epidemiologo incaricato da Confindustria Alto Adriatico di redigere una perizia parallela, ha smontato le tesi dei 2 colleghi. Una cosa è certa, la vicenda Kronospan farà ancora parecchio discutere.